usare bene ciò che si può fare. Un esempio è che noi ci mettiamo il busto buono, e qui è un invito ufficiale per me, a studiare il problema delle merci che devono camminare dal Mediterraneo al centro dell'Europa, perché dal Mediterraneo di nuovo si sta vedendo anche quei fatti, che con gli scopi di tutte queste guerre che ci sono, che è diventato un nucleo centrale anche a livello internazionale. La forma, anche la Costituzione lo dice, più corretta di garanzia delle decisioni democratiche resta ancora ai partiti. Partiti però che non siano produttori di seggiole e basta, devono essere partiti che hanno un programma e un progetto. E allora la seconda fase, noi ci siamo impegnati a cominciare a ragionare sul progetto, prima sui valori e dopo sul progetto. Senza impresa non c'è futuro, tutto passa per l'impresa, anche la dignità delle persone, perché è la dignità del lavoro che passa tramite l'impresa. E quindi sono due ruoli diversi, imprenditore e politico. Abbiamo servizi che devono compenetrarsi e lavorare sempre assieme nell'interesse della collettività. Allora come popolari ci poniamo al centro del Veneto, certamente con dei riferimenti valoriali, quelli del popolarismo, il popolarismo europeo, per contenere, l'abbiamo detto prima, e includere tutte le esperienze. Tutte le esperienze, Veneto assieme si può. Possiamo pensare davvero che nel 2025, per esempio, su un tema come quello delle comunità energetiche, ogni comune ragioni per sé? Penso al tema della viabilità e del trasporto pubblico. Possiamo pensare che nel 2025 ogni comune pensi alla propria rete di ciclabili, alla propria viabilità? E soprattutto quali saranno le risposte rispetto a tutto ciò che sta cambiando. E che cosa cambia? Sicuramente c'è una grande trasformazione per quanto riguarda la nostra società. Perché vuol dire che hai una strategia, una regia che lavora insieme. Ecco, in questo, visto che stiamo arrivando alla fine di una stagione lunga in questa regione, mi auguro che chiunque si ritrovi a governare la regione su questo tema abbia un pensiero. Una compartecipazione di tutti di queste idee e quindi creare un grande hub dove tutti siamo partecipi, dal contadino, dall'ultima persona che c'è anche in mezzo alla strada fino al grande imprenditore. Siamo tutti uguali. Si è parlato tanto spesso di interclassismo, ma l'interclassismo non bisogna farlo solo a parole, bisogna farlo coi fatti, e se vuoi farlo coi fatti bisogna farlo usando gli strumenti che permettano a tutti la parola.